Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite ogni 3 settimane viene a trovarci il sindaco di Padova Sergio Giordani per raccontare ovviamente ai cittadini quello che si sta facendo per quanto riguarda la città padovana. Io devo essere anche sincero nel fare questa trasmissione, noi la registriamo nel tardo pomeriggio del mercoledì, una delle prossime volte la faremo anche alla sera in diretta, così chi vorrà potrà intervenire ovviamente con la possibilità e il tempo che è a disposizione del sindaco, poter anche telefonare, perché tanti mi dicono ma perché non facciamo le telefonate, le registriamo nel tardo pomeriggio del mercoledì, però una delle prossime volte inizieremo a farla anche in prima serata, così potete anche comunicare direttamente con il sindaco. Stavo parlando della viabilità e abbiamo capito che lei ha intenzione di fare tante belle cose, questo è una cosa molto importante per una città, da Corso Milano alle piste ciclabili, all'aumento del servizio pubblico, anche se, come ha detto lei prima, bisogna aspettare un attimino che venga dato l'appalto e questo si farà fra un anno. Senta, oggi sui giornali c'era anche PP1, un bell'articolo su PP1, è stata tolta quella obbrobrio, che lo chiamo io, che c'era. Ecco lì cosa succederà, che è poi lì è un terreno di privati, giusto? È privato. Abbiamo fatto dei passi avanti tramite l'avvocatura del comune, in accordo con i privati. Abbiamo fatto un passo in avanti, non abbiamo risolto i problemi. Mi spiego meglio. Scusi, eccola qui la zona, abbiamo giusto? concordato. Ricordo in maniera negativa verso di me che io, nelle mie illusioni di cittadino, prima di cominciare a fare il sindaco, di capire cose come funziona realmente, lente e non come pensavo io, che l'anno scorso volevo fare un parcheggio. Che poi non era male se i privati le davano... No, ma non è colpa dei privati, erano illusioni mie che non sapevo come... Qui c'è ancora quella struttura che ora non c'è più, Sì, non c'è più, è stato demolita perché era veramente una bruttura, era il cantiere per la bonifica. Io pensavo di fare un parcheggio, ma contro la burocrazia, contro i problemi, non sono riuscito a farlo. Cosa abbiamo fatto oggi? Siamo messi d'accordo con un gruppo che è intenzionato a rilevare l'azienda PP1, che è in difficoltà, e cerca di metterlo in bonus, cioè vuol dire pagare i debiti. Fatto questo, cercheremo di trovare un accordo con la provincia, che è proprietaria dei 40.000 metri quadrati all'interno del comparto, e se queste due operazioni vanno bene, cioè l'azienda va in bonus, cioè nel senso paga i debiti, e con la provincia troviamo un modo per far sì che trovare una soluzione anche per loro, non dico acquisire il terreno, ma fare un cambio, qualcosa, qualche soluzione, a questo punto i privati possono partire. Bisogna concordare quanti metri cubi faranno, che saranno certamente meno di quello che era intenzionalmente il piano iniziale, ma non è risolto ancora, non voglio creare false illusioni. Può essere che per fine dell'anno si riesca a trovare un accordo, però è difficilissimo, ripeto, è privato, non è pubblico. Certo, è privato. Come è privato, dietro la Chiesa della Pace, l'IFI, un'altra zona. Sono due buchi neri importanti per Padova, che anche se sono private, l'amministrazione comunale e sottoscritto si sta interessando da tanto per risolvere, perché sono due problemi molto grossi per Padova. Sono all'ingresso di Padova, sono vicino a Cappelle di Scordegni. Se mettiamo Piazzale Boschetti, PP1, IFI, abbiamo un territorio centrale per Padova che è orribile, va risolto in qualche maniera. C'è tutta l'intenzione dell'amministrazione comunale e mia di risolvere il problema, non è facile. No, ma in effetti io le chiedo cosa può fare l'amministrazione se sono può aiutare. Se sono terreni privati. Ripeto, c'erano 6 aziende nel PP1, 5 sono fallite, è rimasta una. Purtroppo la crisi economica ha comportato a quello che è successo, ovviamente. Poi, problemi. Fra l'altro, di là di quello dove ha citato queste 3 posizioni lei, di là di Corso del Popolo c'è la zona Piazzetta De Gasperi, che anche lì state facendo un lavoro onde evitare che ci siano appunto spaccio e via discorrendo. Stiamo facendo una grossa rivalutazione assieme agli abitanti del quartiere, assieme alle associazioni locali, stiamo collaborando tutti assieme, stiamo investendo per fare rigenerazione urbana, stiamo facendo programmi anche sotto l'aspetto sociale proprio per rivitalizzare il tutto. Ci stiamo anche riuscendo,
Non è facile, però andiamo avanti a testa bassa per far sì di migliorare la zona. Sta migliorando, rifaremo anche sotto il piazzale in modo tale da dare anche concretezza alle azioni che stiamo facendo. Vedo che i residenti sono abbastanza contenti e sereni, per cui stiamo lavorando in questo senso. Va bene, allora adesso cambiamo argomento. Io non riesco a capire, Sindaco, mi aiuti a capire, anzi ho capito un po', però le sigle sindacali, parlo dell'ospedale Sant'Antonio, sono arrabbiate perché temono che l'ospedale, visto che è del RUSL, passi all'azienda ospedaliera universitaria, ci rimettono 600 posti di lavoro. Io non ci ho capito, ma dall'USL all'azienda ospedaliera cosa cambia per un dipendente? Prima domanda. E secondo, c'è davvero questo pericolo per il Sant'Antonio? Del Sant'Antonio mi sto interessando da molto tempo, attraverso il Presidente della Regione Luca Zaia, attraverso l'assessore Manuele Lanzarin, attraverso Domenico Mantovan, Scibetta, Flora, sto parlando con tutti. C'è molta confusione, secondo me, molta confusione. L'informazione non è stata gestita bene, nel mio modo di vedere. Nel senso, o meglio, forse non è stata data l'informazione sufficiente. Ho avuto modo di parlare con loro e mi hanno abbastanza tranquillizzato. Però un discorso che ci parli io con loro, un discorso che loro escano pubblicamente spiegando la cosa. Allora, qual è il primo problema che hanno la sanità in generale, parlo di medici, infermieri e gli utenti? Temono che nel passaggio tra ULS, che adesso è il Sant'Antonio, e dell'azienda sanitaria, l'ULS proprietà, all'azienda ospedaliera, non ci siano più i servizi assistenziali che adesso ci sono. Mi spiego. L'ULS, col personale Sant'Antonio, oltre a interventi, pronto soccorso, tutto quello che aveva fatto all'interno, anche all'esterno vengono fatti dei servizi, esattamente servizi domiciliari, malati terminali, malati allettati, prelevi, tutte quelle piccole cose che sono piccole, tra parentesi, sono grandi cose sotto l'aspetto chi ha i problemi, temono che non siano più, passando da ULS a azienda sanitaria. A me hanno tranquillizzato, l'assessore Lanzarin mi ha detto che ha dato incarico al dottor Mantovan di fare le schede sanitarie, perché attualmente nelle schede sanitarie attuali che ha promosso la Regione non c'è il Sant'Antonio. Per quello dico, secondo me c'è un grave errore di comunicazione, non si sono capiti, non sono stati chiari, non lo so. Sta nascendo certamente un grosso problema, sta sollevandosi... Quindi è un equivoco secondo lei? Cose non chiare, che è opportuno che la Regione chiarisca in maniera definitiva, perché finché parlano con me e chiariscono a me, tranquillizzano me. Io cerco di tranquillizzare gli altri, però è doveroso che sia l'azienda, la Regione, che tranquillizza le persone, i medici, gli infermieri, sotto tutti gli aspetti. Capisco l'agitazione. Sì, ma mi scusi, non ho capito il passaggio dall'USL all'azienda ospedaliera. Cosa comporterebbe per il personale, mi scusi? Niente, non cambia allora niente. Perché il personale protesta, ha paura di perdere i posti di lavoro? Nessuno ha paura di perdere i posti di lavoro. Ci sono le sigle sindacali che ma sigle anche sindacali ieri hanno fatto le sigle sindacali non hanno mai creato, non hanno mai detto problemi ai posti di lavoro. Cambia l'etichetta da US azienda ospedaliera, non cambia niente. Questo rimane invariato. La preoccupazione è sui servizi territoriali. Su cosa l'azienda ospedaliera, l'azienda non fa assistenza territoriale, la fa solo l'US. Per cui uno dice, ma se passa sotto l'azienda tutto il personale, chi farà l'assistenza territoriale? Questo è il problema reale. E per quello non è di facile comprensione. Però l'azienda ospedaliera non fa assistenza domiciliare. Certo. Fa ricerca, lei interventi. Pensa che così, anche se ovviamente lei... Io dico che nel giro di una settimana o due risolvono tutto. O meglio, la Regione darà sicurezza in questo, spiegherà come ha intenzione di fare. In tempi brevi, quindi? Sì, parlando con... No, perché vedo c'è un'allerta davvero incredibile per quanto riguarda Sant'Antonio. Ne ho parlato anche oggi, prima di venire qua, ho detto
secondo me è un problema di comunicazione, cercate di comunicare, perché finché lo dico io anche qua ha un valore, se lo dice io non l'ho il sindaco, mi scusi, è sempre il sindaco, insomma. Ma se lo dice il direttore generale dell'azienda con tutto rispetto anche per o l'assessore regionale o il presidente della regione, ha un valore ben diverso. La sanità dipende da loro. Sì, però credo che anche un sindaco di una città abbia, un peso molto importante nelle parole che dice. Io posso fare pressione con i vertici sanitari per far sì che le cose vengano fatte, ma non ho la capacità di decidere, posso solo rompere, nel senso buono del termine, insistere perché venga fatta chiarezza, insistere perché non cambi la situazione attuale che i padovani sono abituati giustamente. Il problema qual è? Garantire la sicurezza sanitaria a livello domiciliare, punto. Questa è una cosa importante. Sì, no, lo so una cosa, Sindaco, lei è riuscito a firmare il programma per tutta la parte ospedaliera, il nuovo ospedale, il vecchio ospedale, tutto, poi sembra che tutti i ragionamenti siano così, nasce il problema a Sant'Antonio, cioè i problemi non finiscono mai, insomma c'è sempre qualcosa. Normale, se no cosa serve un sindaco? No, è tutto normale. Mentre per quanto riguarda i lavori, ne abbiamo già parlato nella puntata precedente di Primus, dove ha detto che lì è un problema ormai della regione, che devono dare anche il tempo. Che non vuol dire che ci togliamo delle responsabilità, continuiamo a collaborare. Lei ha detto che potrebbe, anzi devono dare una certezza di un inizio di lavori, perché non lo farà mai, però si potrebbe anche togliere i terreni. Entro 3 anni. Entro 3 anni, quindi... Non sarà mai fatto, ma stanno lavorando, stiamo terminando tutti gli accordi, stiamo aiutando la regione, c'è piena collaborazione tra il personale amministrativo nostro e l'amministrazione della regione. E per quanto riguarda la nuova pediatria, invece? Hanno un mese di ritardo perché hanno trovato purtroppo amianto, per cui devono bonificare, poi abbattono pneumologia e cominciano a edificare. Quando? Speriamo di trovare resti romani sotto lì. Perché entro l'anno dovevo cominciare a costruire. Speriamo di non trovare resti romani, perché poi c'è questo rischio. C'è questo rischio, sì, mica l'ho detto scherzando, perché davvero qui i problemi Padova, basta scavare un po', si trova sempre qualcosa. Cioè, no, è vero, basta guardare nell'isola Memmia poco tempo fa che hanno scavato sotto. Per cui io confido che comunque la regione, l'azienda sanitaria sta lavorando veramente a ritmi intensi. Noi stiamo collaborando al 100%, stiamo collaborando e cercando soluzioni per abbreviare i tempi. Per ora stanno male. Ricordo che l'azienda ha detto per partire a Padova ci voglio 3 anni di burocrazia, 3 anni. Certo. Poco da fare. No, ma io le avevo parlato di Sant'Antonio perché c'è una preoccupazione ovviamente anche mediatica. E ricordo che per fare il completamento dei 2 poli ospedalieri saranno 10 anni. 10 anni. Questo l'abbiamo già... È incredibile. Abbiamo parlato a me fa impazzire, però 10 anni. Ma anche vedo... Sempre, tanto così adesso qui ne facciamo... Il benzinaio che lei è riuscito a buttare giù rapidamente al Bassanello, lì i lavori sono tutti fermi anche lì? Anche lì stiamo appena concluso. Ma aveva promesso il giro di un paio di mesi lì, come sono mica passati? C'erano presenti anche dei testimoni, quello che lei ha detto, ricordo... No, io accetto solo scommesse scritte con lei, perché lei ha una cattivissima memoria. Mi sembra un signor Verde che era presente, poi c'era anche Fabio, così. Abbiamo detto lì vedremo, dovevano fare una... Abbiamo completato l'aspetto amministrativo completato. E lì cosa succederà? Qualcosa di interessante sotto l'aspetto bike sharing, piuttosto che un po' di parcheggio, una costruzione al servizio del fiume. Possiamo fare cose interessanti. Beh, che il bike sharing sarebbe carino lì, anche perché è comodo nel prendere. E prima che me lo chieda, o l'ha chiesto, non mi ricordo più, perché tanto lo chiede ogni volta, entro questo mese arrivano in bicicletta, tranquilla. L'ha già detto. Ho già detto, comincio ad avere problemi. Detto, però lo dico 2 volte così siamo sicuri. Entro il mese arrivano. Non è che io non gli ho chiesto, però prima della pubblicità... A flusso libero. Lei non è responsabile di questo, però il suo vice sì, perché venne qui, credo 3 mesi fa, 4 mesi fa, e in questo ragionamento delle biciclette che devono arrivare, entro il 21 marzo c'è una registrazione, lei mi chiama il 21 e le biciclette saranno qui. Non l'ho più chiamato perché altrimenti poi si arrabbiava con me, però non sono ancora arrivate, non è colpa sua. Dovevamo prendere ancora questa settimana qua, c'è come si chiama? Manifestazione molto importante a Firenze, tutti quei interessati di bicicletta sono là, per cui ho dovuto spostare tutto. E quindi fra poco anche quelle ci saranno, però l'avevamo già parlato prima. Noi andiamo in pubblicità, poi al rientro parleremo di un altro tema molto importante che riguarda lo sport, dunque rimanete con noi a tra poco.
Ciao.